Ok, allora, vediamo un po'. Altri 500 won. E noi se prendiamo qua dovremmo andare appresso. Ok. Con saluto e cortesia, benvenuti in pescheria. Vabbè. Vabbè, veramente. Siamo entrati in una pescheria, Ho scusa. capito, lei è proprio avido, mai. C'è un altro punto di salvataggio e non sembra ci sia altro dove poter andare di qua. Ok. Allora, a questo punto qua abbiamo esplorato tutto. Di qua non possiamo andare, quindi È arrivato Gigiolo! non so se c'è Gigiolone qua, però Non lo sai? Non no, hai... ma rispetto alle creature fantasmi che volteggiano a mezz'aria, pesce marcio, eccetera, eccetera. Che cazzo è? Ma che cazzo? Ma che cos'è? Tarzan! Allora, gli Shadow Sì. Stalkers sono pezzi di merda corrotti dalle sorelle Ah, bandiera. pensavo Kessler. No, no, Vabbè. no. Ti inseguiranno e ti danneggeranno l'energia. Io pensavo volessero offrirmi un caffè, invece no, vabbè. Allora, quindi mo dobbiamo stare attenti a loro. Bene. Allora, vediamo prima di qua. E questa porta è chiusa. Bene, iniziamo benissimo. Qua c'è un problema per le scale. Ok, c'è un negozio di vestiti. C'è un'altra pagina. Allora, il coma è una manifestazione oscura degli elementi del mondo. The Waking World, Il mondo mondo della veglia. risvegliato. Tipo Sì, alla- possibile, No, no, possibile. io era per dire una cosa a caso. Sogni lucidi, sensazioni di déjà vu, strani rumori, sono tutte esperienze del coma. Ah, ok, spiega come in realtà comunque il coma, Mhm. dal punto di vista mio, prenda alcune cose dell'aspetto della vita di ogni giorno e faccia in modo che se tu vivi un déjà vu, se sogni ad occhi aperti qualcos'altro, in realtà non è che è qualcosa che ti sta accadendo a te, ma è qualcosa che ti viene indotto da questa presenza, questa Ok, entità oscura. ok. Sono frammenti di altri mondi e chi passa questi limiti deve stare attento a non attirare i poteri I poteri da forti. parte Ah, di spiriti oscuri. E mi sa che qua è successo, quindi. tu dici, eh? Ma io credo un pochino di sì. Ora spero solo non arrivi pure la professoressa, perché professoressa più quello No, stessa diciamo di andare un attimo a cagare. mi sembra un pochino troppo. Fatto di amicizia. Ok, una benda. Voglio solo vedere come. Com'era? Ok, con la levetta a destra, ok. Ok. Allora, di qua non possiamo andare. Ok, se saliamo sopra potremmo un attimino andare dall'altro lato, solo che di qua la porta è chiusa. C'è un vicolo scuro qua. Mm. Ci vado dopo. Ci andrò dopo. Ci vado dopo. Allora, esaminato il lato destro, vediamo il lato sinistro cosa c'è. Spero non ci sia quello stronzio. Salve. Serve qualcosa di pulito? Togliamo anche le macchie di sangue. Allora, evochiamo ombre sotto la luce del sole, così come lo facciamo nel coma.
Le ombre sono manifestazioni senzienti del nostro subconscio. Più è forte lo spirito di una persona, più lucido sarà la sua ombra. E chiamiamo queste entità ombre sobrie. Sober shot. Ah, ok. Chi è forte evoca quelle. Chi ha uno spirito un pochino più debole evoca queste Mad Niente Shadows. persona? Creature torturate che attaccheranno qualunque cosa a vista, tipo il nemico che abbiamo visto adesso. Alcune di queste ombre non vengono evocate del tutto dagli umani e vengono dai rumori collettivi, dalla mentalità, alla persona, Mm. con i memento, mettiamola così. And they are literally memed into existence. Ok. Sempre più un posto di merda. Non è che tu dici, trovo qualcosa che mi dice, sì, No, abbiamo una soluzione. No, proprio un posto di merda. no, più vai avanti, più c'è merda. Ok, qua ci possiamo nascondere. Allora, altra pagina. Infatti, Yagbi dice che a lui è stato concesso la possibilità di fare riti a casa, visto il suo lignaggio e la sua discendenza. Dall'età di 4 anni ha Vabbè, iniziato l'osservazione, tranquillo. lo studio e la pratica di cerimonie base. Quindi, ok, da piccolo chi giocava con le Barbie, chi giocava con altre cose, lui Criminale. giocava ad evocare entità. Vabbè. Un mostro. Ok, ho attivato qualcosa. Sembra il segnale di un wifi. Mm, bottiglina d'acqua. Salve. Tu sei qua sopra, eh? Luca. Oh no, è arrivato Pippo Baudo. Ed è capellone. E mi sono evitato pure quella a terra che non avevo visto proprio. Ora non so se quel mostro comunque ci insegue anche qua dentro, ma non penso stia vedendo. Speriamo di no. Ok. Ok, qua c'è un'altra pagina. Che parla di come gli spiriti si muovono in questa realtà alternativa e di come una volta che non hanno più possibilità di guadagnare potere nella zona del coma, cercano comunque di entrare nel mondo reale, mettiamola così. One need only to look at such a bubonic blood to understand Ok, l'incenso lunare sembra che possa bloccare le sorelle. Ok. Quindi se troviamo qualcosa del genere, Lo potremmo usare. e prima quella signora stava proprio chiedendo lì dell'incenso. No, signorina. No, signorina, faccia la brava, dai. Oh no, c'è Pippo. Pippo, Pippo, dove vai, Pippo? Aspetta, Pippa. Pippo, qua non vieni, vero? Di là abbiamo esplorato tutto. Ok. E qua dobbiamo cercare la cura. Quindi a noi penso ci converrebbe andare dall'herbalist. Quindi in fondo qua, corridoio centrale.
e poi tutto a sinistra. Ma noi andremo là e di sicuro non ci sarà quello che ci serve, ci sarà una quest di prendere qualcosa da qualche altra parte. Allora, i sciamani conoscevano il coma sin dall'alba dell'umanità. Ok, gli sciamani si sono resi conto comunque col tempo che le emozioni e i sentimenti umani, così come le loro azioni, nutrivano queste ombre, dandogli sempre più potere. I rituali servivano per mettersi in contatto, comunque creare una forma di connessione con queste entità oltre il nostro mondo. Attraverso i secoli. Ah, ok, comunque queste entità presenti nel coma sono state presenti durante le varie ere dell'umanità e hanno comunque collaborato con regnanti, eccetera, Ok. dandogli potere in cambio di... Cazzo. No, penso più No, sacrifici scusa. umani, secondo me. Pensavo cazzo. Ok. Per chi veniva sacrificato, secondo me sì. Era cazzo là. Sì, Sì. sì. Monetina. Ok, noi dovremmo entrare qua. Però ci abbiamo il lato destro da esplorare. No, Pippo Baudo. Pippo Baudo, vai via, Pippo. Sempre capellone o Pippo. normale? No, questo è normale. Ah, esce proprio. Ma tu guarda, la strada per andare dall'erborista è chiusa. Ma non l'avrei mai detto, No. guarda. Non ci posso Come andare. cazzo vado di là che non ci sono altre strade? Mi scusi, Giovanni? Di là non ci posso andare. Ok. Quindi. Esploriamo di qua. Allora. Gli Shades sono molto potenti, sono spiriti locali che abitano il coma. Sono manifestazioni senzienti delle emozioni collettive, traumi storici e routine umane associate a delle specifiche aree. Quindi per questo l'insegnante era diventata una Shades che ti inseguiva a scuola perché tu stavi, tra virgolette, comportandoti male e non facendo quello che voleva lei. Ci sta. Shadow Ah, in alcune rare occasioni uno shade può manifestare dalle potenti emozioni di un singolo individuo attraverso il mondo senziente, mettiamolo così, il mondo del risveglio. Ora, io non penso che questa carne possa essere molto commestibile, eh. Ma commesti là. Queste fettine qua, sì, questa, queste, non credo. Salve, Ma è enorme. salve. È gigantesco. Tu sei Shadow Cat. un... Scusa, gatto col gatto. Pareva strano questa notte potesse diventare più strana. Ma più di così, che cosa vuoi? Questo è un... Che cos'è? È un Dokkaebi. Lui è un Dokkaebi. Sì. Ok. Io stavo dicendo è quello là della Gringot. È uno degli elfi della Gringot enormi però. Tipo l'uomo. Oddio, Plasma Pickles. Plasma Tonic. Ok. L'Eldritch Venom funziona lentamente. Fino a quando resti fermo e non ti muovi, il veleno circola più lentamente. Quindi Ok. lei sta ferma sotto la scrivania di là nella stazione di polizia e non si muove da là.
Cosa ti serve? Ecco, quando mai? Ah, Grimseng, Sì, giustamente, non è e non ce ginseng. l'ho. Va bene. Ah, è il ginseng. Nel mondo delle ombre si chiama Grimseng. Giusto. Mica le facciamo noi le regole. Ok, dobbiamo trovare solo il Grimseng. Ok. Non è che ci ha detto 50 No, materiali, no. trovameli tutti. Cerchiamo. Che sta succedendo? Oh C'è... no, che Oggi cosa? hai detto che la sua carne fa schifo. Ma io scherzavo, signor macellaio. No, l'ha detto Enzo, eh. Signor macellaio, ma io scherzavo. 누구지? Cucci. Ok. Allora, lui è rientrato dentro. Sì. Tu sei Ora, convinto che a un certo punto non inizierà a correre, vero? no, io credo che devo andare da lui per triggerare la prossima cosa. Quindi, Tu pensa se arrivano le sorelle, quello esce, le allora, ammazza. io vado in macelleria. Salve. Non è possibile, tu eri qua dentro. Va bene. Ah, forse è entrato No, Pippo. va bene. Io Eh, volevo salutarlo. no, lui non Non è può. passato. Cazzi su. Allora, poi c'è di qua che è chiuso. Qui possiamo salire. Dobbiamo capire mo dov'è il ginseng. Ginseng. Tungsteng. Tungsteno. Non lo Tungsteno, so. bello il tungsteno. C'è un'altra pagina. Allora. Mm. Allora, i Flash Trolls sono entità macabre costruite attraverso l'uso della magia del sangue degli Eldritch Ok. e servono il loro maestro. Potrebbero sembrare senza cervello e avere poca intelligenza. E dico che quel macellaio non sembrava tanto No, una cima, mettiamola così, però aveva due accette in mano, quindi... credo che se avesse anche Anzi, due conosciuto. mannaie aveva in mano, quindi... È una potente forza che porterà a termine, will carry out i desideri del suo maestro con un singolo obiettivo in mente. Sì, Il maestro dice ammazza la ragazza, lui ammazzerà la ragazza. per forza. Nascondi il ginseng? Nascondi il Lui ginseng. nasconderà il ginseng. Rompi i coglioni a Vincenzo e Gianmarco che stanno giocando? Rompi i coglioni. Quindi dobbiamo sperare che il maestro non sia cattivo. Queste creature hanno anche l'abilità limitata di trasferirsi in nuove location, permettendogli di attraversare vaste distanze in pochi secondi. Non Certo. è tanto confortante questa cosa. E se muore il creatore, anche loro muoiono. Ok, questo può tornare utile. Allora, ci sono dei fogliettini qua. Mm. Polvere di ferro e altri materiali volano dall'hardware workshop negli edifici circostanti. Il suo lavoro, questo lavoro è così noioso che non riesco a concentrarmi sulla creazione di meds. Meds, quindi c'è il ginseng. In teoria. Quindi. L'hardware store è lì Mhm. e l'herbalist è dove dobbiamo andare, ma il passaggio è bloccato, quindi io come Non passo è che di mo là? si è bloccato, Mo di magari. fatti vado a O vedere. succede qualcosa? Allora, aspetta, ecco qua. Underground Shopping Center, Room B101 Hardware Store. Quindi comunque dobbiamo andare anche giù. Beh, giustamente. They are blocking the customers. Ecco qua, l'Herbal Shop è stato isolato
con delle muraglie, ma puoi raggiungerlo attraverso l'hardware store. Perfetto. Ho chiesto al proprietario di tenere la porta sul retro aperta. Lady Boo, la famosa moglie di Majin Buu. Sì, Lady Boo, scusami. Vedi Deadpool. C'è Lady Boo. Quindi io devo andare giù nell'underground Holloway, che è qui, e ci possiamo arrivare da qui. Sì, da qui e si scende qua e poi si risale qua dove è l'hardware store. Ok, quindi dobbiamo tornare giù. Punto che non abbiamo visto prima che c'era il tuo amico. Quindi noi dovremmo tornare di qua. Il mio macellaio non esca, per piacere. Di qua. Ah, hai rotto il cazzo. Te lo dico. Te lo dico con affetto e rotti i coglioni. Questo funziona. Ok, di qua è dove non eravamo arrivati prima. Quindi noi scendendo di qua. A parte che si può salvare e io a questo punto salvo con piacere. Il segno tattico. Va bene. Ci dovrebbe essere una chiave. Oh no, hanno nascosto la chiave. Oh no. Allora, la chiave si trova dove c'è sto negozio. Allora, quel simbolo che potrebbe essere A me sembra una Oh, presa elettrica. tu ci presa elettrica. Stanno cantando, però aspetta, c'era una nota del disegno. Ah, no, in realtà è questo, guarda se Proprio ci fai questo? caso. Quindi a destra del palo. Ok. Dobbiamo Quindi se io solo. esco fuori, Ciao. quindi qua dovrebbe stare. Sì, c'era una lente di ingrandimento un pochino trasparente, capito? No, 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 Giovanni, Giovanni, no, fermati, Giovanni, fermati, che fa? Vai via. Ok. Beh, adesso abbiamo i cazzi. A posto. Beh. Allora, noi dobbiamo semplicemente andare a prendere il ginseng e andarcene da qui. Non mi sembra una cosa così difficile. C'è un foglio. Allora. The Ah, è Noteman. Notman, sì. Ok. Possono essere imprevedibili e i contatti con loro dovrebbero essere condotti con cautela. Ok, c'era un altro interruttore, io l'ho attivato. Non so che cosa facciano, però potrebbero essere qualcosa per il finale completo. Potresti scoppiare che così passo per piacere? Luca. Hardware store. Ok. Oh, c'è lo slot per un fucile. Perché non ce lo date a noi per piacere? Ragazza con fucile. Ma gradirei. Cioè, come Alan Wake ha una fonte di luce e un'arma, noi cadeniamo sulla fonte di luce. Non abbiamo Vabbè, armi. oggi ma la tua arma è il Abbiamo lo spray. coraggio. Vabbè, Tu sei quello come c'è. Dopinder, come il tassista. Va Qual è bene. la tua arma? Coraggio. Vabbè. Impara a guidare un taxi. Magari ci passiamo sopra. Allora, il coraggio è importante, però penso io, se mi arriva quello con la mannaia davanti, io gli dico, ah, non ho paura di te, ho coraggio, quello. Questo dici. Pippo Baudo, Pippo Baudo, Pippo, No, Pippo. non gli dovevi dire. No, vai via, vai via, No, ma perché ce la devi avere con noi pure? vai via. Ma se lo facciamo incontrare con la professoressa?
Li facciamo mettere Secondo me insieme. sono cazzi. No, così si mettono insieme. Per Se ne ucciderci, vanno sì. a fango. È entrato un gatto qua Segui il dentro. gatto. Salve, signor gatto. Dove gatto è andato? Salve. Sta lavorando su qualche progetto. Ti riconosco. Non lavori nel negozio lì? Scusami, scusami. Mm. Ok. È una trappola. Oh, Ivan, buonasera. Buonasera. Forse un altro potenziamento che possiamo fare? Potrebbe essere. So, la caccia agli orsi Allora, la qua. caccia agli orsi è illegale, però credo la caccia ad un macellaio con due mannaie che mi vuole uccidere, non credo che sia illegale, secondo me, eh. No, circa. Serve fishing line, chiodi e colla. E questa è quella secondaria. Ah, fai tipo i cantrips. E Meno le così se ci trappole sta distrugenti. inseguendo qualcuno possiamo un Penso lo puoi attimino tenere evitarli. bloccato. Sì. Mm. Però c'avrà sicuro la meccanica bastarda che pure se è bloccato, se gli passi addosso ma non schivi, ti accoltella. A me basta semplicemente che mi diano Esatto. qualche secondo per riuscire a Esatto. scappare e Nelle entrare in un emergenze, sì. nascondiglio. Sì. Ok. Ivan, tu lo conosci questo gioco qua? Allora, ci sono un sacco. Eh sì, tutte quelle zone di. La signora che ha detto: Volete un po' di pesce fresco? E poi era marcio da morire là dietro. Ok. Usa la tua immaginazione. Ok, hardware store. E il terzo? Ehm, Trova un posto. Noi topi non ne abbiamo visti proprio. allora, che mangiano i topi? Il formaggio e la spazzatura. A me mi verrebbe da di la macelleria con quei pezzi di carne In appesi. macelleria dici ci può stare che ha messo delle trappole? Sì, Vai. Ah, crafting table. allora. Qua non possiamo entrare. Qua non possiamo entrare. Qui c'è un'altra pagina. Ok, giustamente, my teacher non è l'insegnante di scuola, ma è l'insegnante il maestro di difesa contro le arti oscure. Ecco, Sì. mettiamola così. Che quindi comunque la famiglia di Yang Mi apparteneva a sto gruppo di Sì. sciamani che avevano il Sì. compito di proteggere il mondo dalle forze dell'oscurità, da tempo immemore. Ok. E non penso che hanno lavorato bene se siamo messi in questa situazione qua. Oddio. Vabbè, qua In allora realtà no. nel primo noi abbiamo scoperto chi è la mente, diciamo così, dietro tutto questo. C'è anche chiuso nella stazione di polizia il Sì. bastardo, ricordiamoci sta cosa qua. Allora, sia Food Market è qua. E c'è anche quest'altro negozio sia Food. Il topo potrebbe stare o qui Mm, o in qualche negozio con generi alimentari. Quindi ci dovremmo rifare tutto il corridoio, questo qua. L'altro punto che aveva detto, l'altro punto è quello dei topi, l'ultimo punto, Ozzy. quello della colla. Allora, la colla, per averla, dobbiamo Dobbiamo fare la stare cosa dei topi. bravissimi. L'altro era Seafood e la hardware fishing store dobbiamo line. andare per i E chiodi. poi l'hardware store, Sono ok. tre Ok, posti, no, sì. no, non mi ricordavo Non ti l'hardware store. preoccupare. Allora, quindi Ci ne sto andiamo male. prima a prendere per sicurezza
il ginseng che dovrebbe essere qua dentro. Salve. E penso proprio che è questo qua. Allora, il Grimseng l'abbiamo preso. Ora, noi la quest principale l'abbiamo fatta, quindi niente ci vieterebbe... Oh, Pierluigi, Buonasera. bonsoir. Niente ci vieterebbe di completare la quest e andarcene da qua. Però io il bonus lo voglio. Lo voglio. Magari serve per un true ending la trappola. No, ma a parte che ci rende più piacevole la cosa a noi, perché... No, già ce l'abbiamo pure. No. Vabbè, ci può stare. Tutti gli antidoti che non trovavamo nel primo, che eravamo perennemente avvelenati, stanno tutti quanti qua. Sì. Tutti. Prego. Allora, Ma è il ferma tu. terzo da coma? No, sir. No, è il secondo. Buonasera, sir. No, sono stato occupato sta settimana, penso ve ne siete accorti, non abbiamo fatto neanche tante live, quindi mo stasera mi sono liberato, ho detto, si gioca a The Coma. E ho trovato anche un bel titolino horror che vorrei prendere settimana prossima. Sembra un misto tra Silent Hill e Blair Witch Project, in terza persona. E i chiodi, li abbiamo trovati. Ma come il secondo No, sir, ne hai visti due. Sì. Il primo è quello col ragazzo. Il secondo è questo con la ragazza. Questo è quello che abbiamo iniziato l'altra No, ma volta. poi sir, il terzo non è manco uscito ancora. No, è uscito, è Ma uscito. è uscito mo'? Sì, 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 è uscito 2 settimane fa. Era impossibile averlo portato già. No, anche perché ti ho detto, sta settimana purtroppo siamo stati un po' fermi, non l'abbiamo toccato proprio. Quindi mo abbiamo fatto tornare le cose un pochino alla Oh, c'è anche normalità. Aspetta, Ma era- fermi tutti, fermi tutti. Ok. Bonsoir, Smolder. Buonasera. Ha detto Pierluigi, se riesci scarica la mod 4K per fantasia è molto buona. Ok, dov'è su Nexus Mod, Pierluigi? Io intanto salvo perché abbiamo completato questa principale, No, una no, parte salva della sempre così. secondaria, quindi... Me lo ricordavo diverso. Non ti No, preoccupare, allora, sei sai perché lo ricordi diverso, sir? Che il primo è ambientato unicamente nella scuola. Il secondo ci ha fatto fare l'inizio nella scuola. Siamo poi passati alla stazione di polizia dove eravamo l'altra volta. Questo è il terzo capitolo, ci troviamo nel mercato, quindi l'ambientazione è diversa perché è completamente tutt'altro posto. Ah, ok, ok, anche perché Pierluigi, mi hai visto in live col Fantazio questa settimana? C'ho una voglia di giocare al Fantazio che non avete idea, l'ho dovuto mettere un attimino. Ha detto se vuoi ti mando il link in privato. Sì, grazie, grazie per lui. Così mi ci metto domani mattina perché io domani o lunedì devo giocare assolutamente al Fantazio. Anche perché qui c'è qualcuno che l'ha finito e... capì? Io non so niente. No, tu non devi sapere niente. Io so tutto. Io sono stato. Io È sono lui il re Fantazio. No, dai, facci sta tranquilli, dai. Dai, andiamo a prendere prima la lenza. Ehi, sono proprio io, Re Fantazio. Non so se ti ricordi di me. E l'ho preso io. Bravo, Mamma mia. ah, Mamma mia. Madonna mia. Ci date Smolder, soddisfazioni quando dite ste cose, ragazzi. Una cosa bellissima. diventa anche tu il Re Fantazio, Smolder. Vai. E vi diamo anche un altro consiglio, ragazzi. Prendete Balatro. Noi da settimana prossima lo prossimo portiamo in live perché Io l'ho shoppato sul telefono. ci stiamo divertendo un casino. Balatro è un crimine contro l'umanità. E poi è buono anche per riuscire a fare 2 chiacchiere nel frattempo, perché comunque le partite sono molto rapide. Con Atlus divento tutto io. Bravo ma devi diventare anche il Re Fantazio. Diventa il Re Fantazio. Mannaggia. Tutti dovete esserlo. Aspetta, però c'è una domanda da fare per capire. Aspetta, fermi. fermi. Domanda importante che Fermi. faccio a tutti. Però non giudico, non giudico. Fermi. A che difficoltà lo stai giocando? Intanto sono 2. Mo resta il problema del topo. Andiamo in macelleria. Allora, Può in essere macelleria... intuizione. Macelleria potrei mandare Sir. Allora, Sir, ci distrae il macello. Abbiamo in questa zona c'è
entità, perché abbiamo trovato dei vari documenti, c'è questa entità dalla forma di un macellaio alto 2 metri con due mannaie in mano che ha come unico compito quello di ucciderci. Quindi, se ci vuoi parlare tu un attimo e noi cerchiamo in giro, a noi ci fai una cortesia. Boh, quella che mi ha messo il gioco all'inizio. Ah, ok. Serra ha fatto parti, parti. Ma vedi che sono il macellaio. Che giustamente quando c'è un problema su Ma questo Sir, però, canale, quando ti chiediamo una mano, però, cioè, guarda, sir. mamma mia. Se fosse una volta che dicessi va bene, ragazzi, vi do una mano, niente. Mai, una, sir, una. Una. Dai, dimmi che sei qua dentro, dai, 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 Dai. dai, dai, dai. Allora, io prendo oggetto e c'era un interruttore che prima... No, questo è quello che già avevo attivato. Allora, io mi metto qua dentro. No, e non posso vedere la mappa, vabbè. Allora, qui non c'è. Solo nel corridoio qua, tra la panetteria, il supermarket e il negozio di cibo che stanno qua. Sì. Solo là può La stare. panetteria ci può stare, magari, no? No, no, ecco Sor, è arrivato Sor, corri, corri, Al corri, massimo corri. dove posso No, che succede? Si è No. rotto a terra. Porca la puttana. Al massimo dove Porca posso la cantare miseria. una canzone. Sir, però perché fai sempre così pure tu, mamma mia? Cioè, vedi, stavamo camminando da un bel po', non abbiamo avuto problemi. È arrivato, Sir? Eccolo. È qui fuori. Poi c'è un tipo a terra. È l'ultimo dei problemi, Giamma, quello a Dico, terra. lui chilla. E beh, beato lui che chill. Se n'è andato? Anche a fanculo, possibilmente? Ok. Quindi, noi siamo passati di qua, si è creata una bella voragine e non possiamo più tagliare di qua. Vabbè che noi a questo punto dobbiamo andare in fondo a sinistra o vedere se ci fa prendere il passaggio qua a destra. Sì. No, allora, Tizio si occupa delle donzelle. Questo è un uomo. Questo è un donzello, quindi te ne occupi tu. Sì. A posto. Dato che ti piace guadagnare 20.000 euro al mese come direttore esecutivo delle filiali dei tuoi Adesso ci dai alberghi, una mano col macellaio. mo dacci una mano. Scusami. Usa i tuoi soldi, assumi qualcuno che ci dia una mano se non lo vuoi fare tu. Ok. Spendi il denaro, sir, bastardo. No, no, Pippo, 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 dove vai? Pippo, Anzi, Pippo. ovviamente Enzo si Pippo. riferisce all'amico di Topolino quando dice Pippo. Pippo. No, a Pippo Baldo. Ragazzi, Enzo ovviamente si riferisce al grande Pippo Baudo quando dice Pippo. Non è che dico Pippo, Pippo, quello là. Perché poi uno si va... No, da no. qua alla galleria un attimo, quindi non Dai, vorrei... ragazzi, evitiamo. Così. No, mo quelle cose stanno iniziando a girare un attimino bene, proprio mo non mi sembra il Tra caso. un paio di mesi viene la guerra, cioè andate tranquilli, non vi preoccupate. Io e Enzo saremo al fronte. Non si sa ancora bene per chi. Magari io vorrei andare con la Suca. Cina, se è possibile. Mi piace la cucinese. Allora, di qua possiamo salire su, vediamo se è nel market. No, il market è chiuso. No, Pippo, Pippo, dove vai? Pippo, Pippo. Sì, sì, tutti insieme, sì, sì, sì. No, no, ma di fatti mi sembra giusto. Ma è giustissima sta cosa, eh. Stamina, stamina. Aspetta, non mi trovo con il sistema di menu nuovo. Suca. Scappare. Ok. La strada è in discesa. dice Allora. Sir. Sei un pezzo di merda, Sir. Sir. Allora. Aspetta. Ecco. Fa tipo Spider-Man, se no. Vabbè. Bello. Cioè, come deve fare? È bello come abbiamo fatto finora senza prendere danni, senza prendere niente. Mezzo tocco ci hanno fatto. Inventario più. La Che foto cosa hai che ti trovato? mostrerò Ah, ok. dice: ho chiesto a mio figlio di 5 anni di tenere d'occhio per un attimo, cioè per un attimino la sorellina mentre metteva la cena a tavola. La mamma. Ok. Ho sbirciato dalla cucina per vedere come andava e l'ho trovato così. Va bene, ci sta. Tu crescerai bello sano e forte, eh. Oh, si vede questo bimbo sulla culla vestito da Sì, sul da pizzo della Spider-Man, culla proprio di- in posizione Dove- da difendo la Nella città. memoria di questa bambina, un giorno ci sarà un rimasugli che dice: ma quella volta che mio fratello stava appollaiato sulla culla vestito da Spider-Man. Sì, quello potrebbe essere un Ma vita problema, eh. interessante. Meno male che abbiamo preso un bel po' di soldi. Sì. Allora, io farei... Aspetta. Ragazzi, Suca. niente, ragazzi. No, non si può fare niente. No, Allora, no.
Aspetta. Ora sì. A 10.000 sub Enzo farà live vestito da Spider-Man nudo. Sotto, sopra c'ho il vestito di Spider. Bravo, no, hai svelato tutto questo. No, è perché sennò poi uno viene qua che si aspetta cose che non ci sono, capito? Ma poi niente danni, arrivo io e parte mezza vita. E se porti sfiga, e io che ti devo dire? Scusa, Smolder, che ne stai pensando del Fantazio e a che punto sei arrivato? quante sub? No, 10.000, sir, 10.000 sub, tranquille. Sir, e mica posso cacciare il pipo così al vento ai primi sub che passano. Cazzo, ho visto Scusami. quella- Scusami, uno fa le live perché vuole attirare le persone e fare il money grabber. Devo tirare fuori il pipo, lo tiro secondo i miei metodi. Scusami. Chiedo venia. Tanto non so se hai visto quel ragazzo là che Casey Nut, mi pare si chiami. Che questo qua che fa tutte le challenge e cose assurde ha fatto 500.000 sub su... Io ho solo sentito la notizia con sommo piacere e mi dispiace dire questo sotto un certo punto di vista, però se fai delle cazzate devi pagarla. Mhm. Non ricordo il nome, perdonatemi. Quello streamer che ti feci vedere che andava in giro in Corea, in Cina a Sì, rompere i quello coglioni. di Jesse. L'hanno trovato, l'hanno preso, l'ha Oh. preso il governo, ha detto tu ti fai o 15 o 19 anni in carcere. Poi sa venire, basta, finito. È godo. Se viaggi è anche per imparare a rispettare altre culture. Se vai lì e li prendi in giro, allora la trappola è qui, zitti, zitti, Stavo zitti. dicendo, ha detto Smolder, ancora devo cominciarlo, prima finisco Velgard per Allora, i soldi aspetta, spesi. Ha aspetta, giustificato però, aspetta, Rozzi. aspetta. L'aveva No, 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 fermi un L'aveva attimo. detto già l'altra volta che l'aveva preso. Aspetta, devo fare un'altra domanda. No, ma no, Hai Smolder. capito? Hai capito? No, Smolder Allora, cambia live. Smolder, no, cambia live, no. Anzi, Vai, a me fa piacere quando succedono queste cose per avere un incontro, un dibattito, un dialogo, un'apertura mentale. Cosa ne pensi di questo Dragon Age? Poi, se vuoi, ti dico la mia. Spoiler, non è tanto positiva. Solo che a me rispetto ad altre persone piace dialogare e capirle le cose. Magari da uno spunto di riflessione assolutamente. comune. Poi lui l'ha giocato, quindi Io mo adesso ho da un preso la parere. trappola per i topi, quindi Mo devi gliela tornare devo dal portare da nonno. lui. Ok. I chiodi li hai presi? Ci abbiamo tutti e tre gli oggetti. Tutti e tre? Aspetta. Zaino, oggetti chiave. Mo ne regalo 50. Sir, perché devi fare questa cosa e spendere Ma quello mo deve far vedere che che il cosa direttore c'ha i flexi che soldi. regali C'ha i 50 soldi. sub? Fammi capire. C'ha Cioè, i poi comunque soldi. sono 10.000 per Enzo nudo vestito da Spider-Man. Cioè, 50 sub ti faccio vedere il mignolo al massimo. a voi vuoi far vedere un accenno di palle? No. Un accenno di... Mignolino. No, Mignolino perché... no, ma che ridi, sir? Mo se sei uomo regali 50 sub. Forza, No, lascialo stare. forza, sir. Flexa lo stipendio, sir. Come fa qualcun altro. Allora, Ma- io mo non so se... Aspetta, facciamo così. Andiamo a completare prima la secondaria, perché perché ha non risposto Smolder. vorrei, vado a consegnare la principale, succede qualche cazzo e non riusciamo a consegnare l'altra, quindi... aspetta, di qua. Allora, Smolder mi metto in una posizione tranquilla perché come hai potuto vedere qui rompono i coglioni. Io recupero l'energia e mi prendo questo che recupera tutto. Anche una barrettina Kinder, perché no? Aspetta, ci mettiamo, guarda, ecco qua. Più tranquilli di così non si può. Ecco. Allora, per la prima metà di gioco non mi stava dispiacendo, poi è andato a farsi benedire tra scrittura purtroppo imbarazzante e certe scelte discutibili. Le romance poi sono di una piattezza unica. Ok. Concordo pienamente con te. Io ho provato anche a parlare con qualcuno su qualche gruppo Facebook, un pochino su qualche forum per cercare di capire alcune cose e mi sono state dette le peggio parole, ma a me ne sbatte per il cazzo. Proprio perché, aspetta, leggo pure Pierluigi così do una risposta a tutti e due. Non ho preso l'ultimo Dragon Age, ma quando i suoi fans esultano una caratteristica, ma il fatto che il protagonista può essere woke senza citare il world building, il sistema... Allora, quello che ho cercato di dire io per quello che ho visto sono 2 ore di gameplay visto a casa di un amico. Ho visto insieme a Gianmarco settimana scorsa, vedemmo un video con le compilation dei dialoghi, eccetera, eccetera. Sì.
Una settimana fa più o meno. Ho visto qualche spezzone di gameplay su internet e mi è bastato così. Il problema per me di quel titolo non è soltanto il aver dato a certe tematiche più importanza rispetto a quanto meritava tutto il resto del gioco, dalla grafica all'ottimizzazione per il gameplay, per le modalità, per come doveva essere trattata la parte RPG. Quindi non è un discorso di essere contro il selettore dei pronomi all'inizio o che puoi mettere le cicatrici per l'operazione se sei stata trans. Non è quello il problema, anzi, a noi fa piacere quello che visto che noi giochiamo per divertirci, tutti dovrebbero essere capaci di farlo allo stesso modo. Ci sono persone per cui queste cose sono di vitale importanza a quanto pare. Se l'ha regalato gli abbonamenti a casa. Regalato da Sabasmo, aspetta. Allora, hai fatto una buona azione, sir. Grazie Grazie, mille. sei Grazie sempre- mille. Io comunque Grazie mi stavo mille. sfottendo come sempre, cioè, ma tu prendi le challenge un po' troppo sul serio. Va bene. Ne restano altre 49. Vabbè. Sono altre 49. Il Questo è mignolo bello. io sto iniziando a riscaldarlo, sir. Allora, per terminare il discorso di prima, non è il problema che ci sono palesissimi elementi woke. Quello è l'ultimo dei problemi. Il problema nasce quando l'inclusione l'ha regalata pure a Pierluigi. Se mi hai preso lo stipendio oggi, fammi capire un attimo perché... Sir, grazie, però fermati. Sempre grazie, Fermati. sempre Grazie mille, noi ringraziamo, faccio pure l'inchino. Però fermati un attimo. Fermi. Devo strizzare le palle appena lo vedo. Il problema nasce per me dal mettere certe cose davanti a tutto, andando ad ignorare tutto quello che viene dietro. Quando penso che in un videogioco dovrebbe viaggiare tutto all'unisono nel modo più concorde possibile, mettiamolo. Concord. Sì, Concord, Ah, proprio per fare... sì, Ho detto di proposito. Perché io quello che ho visto, sono appassionato di giochi fantasy, sono appassionato di RPG, ho giocato di tutto, ragazzi, veramente, non sto scherzando. Dal Nintendo al Super Nintendo, passando per Dreamcast, la prima Xbox, PC, un po' di merda l'ho toccato, un po' di titoli io ci ho messo sopra le mani negli anni, ma cioè è difficile pure da spiegare. Ho visto come se fosse un lavoro fatto tanto per il restante del gioco. Tutta la parte di personalizzazione, tutti gli elementi di RPG messi lì così tanto per. Questa è la cosa che mi ha dato fastidio di quel titolo. Prendevi, lo facevi come nuova IP, avendo anche una libertà creativa maggiore, perché ho letto addirittura che alcune cose canoniche, classiche della lore di Dragon Age sono state sminchiate tutte. Non so pratico io, però. Quindi il problema nasce che si vogliono inserire elementi woke in maniera forzata, non ci sono i coglioni, il coraggio, la forza di fare un vero cambiamento e di fare nuove IP che possano dimostrare come una vera inclusione, un certo modo di fare giochi possa essere possibile, ma si preferisce, così come sta accadendo sia per quanto riguarda i film, serie e quant'altro, la sostituzione di quello che c'è con qualcosa di diverso. E sta cosa non va bene, secondo me, perché già sono flippati 4-5 giochi, stanno iniziando a uscire titoli di merda, poi dobbiamo trovarci un Dragon Age che prende 10 e un Super Mario e Luigi fratellanza all'arrembaggio che mi prende di meno, e quello è un gioco da Dio. Se avete una Switch prendetelo e che vi divertite. Il problema non è chi prova a far presente sta cosa un pochettino a tutti e dire: guardate, se viene un gioco di merda, noi abbiamo tutti quanti dopo un gioco di merda, quindi cerchiamo un attimino di svegliarci
e di tornare ad avere videogiochi, perché Dragon Age non è un videogioco per me. Mi dispiace essere così duro se qualcuno poi si ribecca sta clip o quant'altro, tutto quello che succede. Però se io compro Dragon Age, vorrei trovare Dragon Age, se lo sto aspettando da 10 anni. Non mi voglio trovare un gioco dove mi devo trovare per un menu e non è quello il problema. 8 scelte diverse su come reagisce il personaggio. La cosa dello specchio che vedemmo. Sì. 8 scelte diverse con frasi e significati diversi su come potevi dichiarare il tuo genere sessuale in quel gioco. E poi ti vedi tutto il resto fatto proprio, ma giusto. Così almeno c'è il gioco sotto. Va bene fare quello, ma devi fare pure il resto. Mi dai un gioco, me lo dai bene, quelle cose non sono un problema, ma con Dragon Age è palese purtroppo il fatto che per mettere certe cose in risalto è stato trascurato tutto il resto. I dialoghi, stendiamo un velo pietoso. Ma proprio, guarda, vedemmo il video, durava 10 minuti. Abbiamo visto i primi minuti ridendo perché non credevamo possibile ci potessero essere dialoghi così. Non sono vuoti, sono pure pieni di significato. Belle frasi, la parte romantica dei due che si abbracciavano era romantica. Però, minchia, sono meglio le telenovela brasiliane a questo punto, perché, cioè, hanno più carattere, più spessore. Quindi, va bene prendere una deriva più action, va bene provare a fare cose, va bene provare ad innovare, ma titoli così no, grazie. E ringrazio Dio che non è stato nominato ai Game Awards perché se davvero era in lista come gioco dell'anno e già quello sarebbe stato un errore, non sia mai avrebbe vinto. Ragazzi, se vuoi ti metto l'update per lo streamer. Che è l'update per lo streamer? Mi sono un attimo perso, Pierluigi. Scusatemi se mi sono dilungato un po', ma a questo punto preferivo perdere 2 minuti e, ecco, anche a Smolder chiedere cosa ne pensa di quello che ho detto io. Prima parlavi di uno streamer. Ah, sì, 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 Johnny, quella cosa che dicevo prima. Sì, grazie. Se c'è qualche aggiornamento ti ringrazio. Che a me sto fatto di Dragon Age, sinceramente, mi ha fatto di una rabbia, ma non per me, perché io i Dragon Age ce li ho ancora da giocare tutti. Però so il loro valore e quanto possono dare. Mi metto nei panni di chi ha aspettato 10 anni che uscisse finalmente un nuovo titolo, lo compra, lo mette dove gli pare, console, PC, microonde, eccetera, eccetera. E si trova completamente un'altra cosa. Cioè, non... No, no. Assolutamente no. Allora, le autorità sudcoreane hanno incriminato live streamer americano noto per le sue bravate. Ok. In un mini market hanno dichiarato mercoledì i pubblici ministeri. Ramsey Caridism, 24 anni, meglio conosciuto. Johnny Somali, esatto, non mi ricordavo il nome. Esatto, io ho visto qualche video, qualcosa delle bravate che ha fatto. Beh, beh, beh. Ok, quindi noi adesso dobbiamo soltanto crearli e il tavolo. Stava là. Però qua non me lo fa utilizzare, no? Quindi quello nella stazione di polizia. Sì. Ok, aspetta, allora a questo punto andiamo a riconsegnare. Mica possiamo salvare qua. Vedi che c'è scritto altri 2 pezzi addirittura. Portavoce dell'ufficio di giornalismo che sta dovrà affrontare un processo che sta... Ok, dove ero arrivato io? Dove è l'ufficio? Io avevo letto proprio che era stato arrestato e si prospettavano dai 15 ai 20 anni di carcere. Poi negli ultimi giorni non ho avuto modo. Io spero Smolder non ci sia e non si sia
Office per quello che ho detto? Penso di no. A questo punto mi conviene per forza tornare indietro. Ok, ok. Ok. Ah, eccolo qua. Ok. Allora aspetta, mi rimetto in posizione di sicurezza. Io ho visto Pierluigi alcune delle cose che ha fatto, ma se c'è una statua per la pace e tu ti metti a fare il cretino lì vicino, è una signora seduta, è rappresentata come una signora anziana seduta su una panchina, una cosa del genere, con un gonnellino. Se tu ti metti sotto il gonnellino con le mani e fai dei versi e dei movimenti un po' sporcaccioni, e sta cosa si trova in una piazza pubblica, in un posto pubblico. Non è il massimo. Non mi sembra il caso. Entri in un market per mangiare, inizi ad aprire la scodellina di ramen e butti tutto per l'aria, così come se niente fosse. Ma, cioè, non mi sembra il caso. Infatti, questo Dragon Age non ha molto a che vedere con i precedenti, eccetto vecchi personaggi messi dentro come riempimento o semplici comparse. Tra l'altro, hanno rovinato uno dei miei migliori personaggi. È quello dico, io mi metto nei panni delle persone come te che lo aspettavano, ci volevano giocare, sono affezionati alla lore del titolo e si devono vedere per tutta una serie di cose un titolo rovinato. Che mo purtroppo è, penso concorderai con me, ma mo per vedere un altro Dragon Age mi sa ce ne vuole di tempo. Ce ne vuole proprio tanto. Anche perché ho visto le notizie aggiornate per le vendite e i rimborsi che sono stati richiesti. Quindi io non penso che a breve mo ne possa uscire un altro di Dragon Age, purtroppo. Suca. Ora bisogna non faccio. Allora, guarda, sinceramente, io già do per morto Mass Effect. Già parto, purtroppo devo partire un attimino prevenuto. Quindi lo aspetto, gli darò un'occhiata. Io l'unico che non ho completato è stato Andromeda perché già lì c'erano delle cose che a me non erano piaciute e mi ha un pochino tediato, mettiamola così. Quindi no. Un Mass Effect con quello che ho visto su Dragon Age. Preferisco Starfield a questo punto e mi faccio l'avventura spaziale. Molto meglio. Cioè, poi sono noti per aver ingannato i controlli dei biglietti del treno. Sì, sì, ma ne hanno fatte un bel po'. Cioè, ne ha fatte un bel po'. Senza nessun tipo di vergogna o quant'altro. E a me preoccupa il fatto che molte persone l'hanno difeso. Perché purtroppo al mondo ci sono le teste di cazzo. Noi abbiamo Sir, al mondo ci sono altre cose. Vero? Ah, però c'è il re. Grande rompicoglioni, comunque è un grande. No, ma non essere brusco. io non metto in conto che Sir non sia un grande, per l'amor di Dio, eh. È un bravo uomo. Circa un bravo uomo. Oh no, ha detto non ce la facciamo con i soldi a comprare l'elisir. Vaffanculo. Dai. Ah, è vero, siamo andati a prendere noi gli ingredienti. Aspetta, non lo posso pagare a prezzo pieno. Scusami. Dai. Quando c'era lui. Metti John Hancock qui, vabbè. Ah, noi abbiamo firmato qualcosa con un'entità. Ma va bene, va bene. No. Ma sempre un. Oddio, Pippo! Oh no, la professoressa. Che cosa. Il bastardo ci ha venduto. E aveva bisogno di conoscere il nostro nome. L'abbiamo letto nel documento prima. Ci hanno fottuti. Ci hanno fottuto proprio. Ah, cazzo. Tu sei un pezzo di merda, sei. E
peggiorata la Devi situazione. fare la quest secondaria, non è stato buono. Nulla è buono. Cioè, Allora, oddio, io forse mo questo da ci dove? Io mo salverà. me ne devo andare da giù, però aspetta. Gianmarco, qua la situazione adesso è brutta. L'hai detto prima, puoi fare tizio collassato per Salve. Che cosa? Coreano è andato a superare. Yang Mi, lei è quella di tutti i documenti, Sì. quindi è lei la madre Badessa. Ok. Sì, se me ne fai andare da qui, ti seguo. In macelleria no, però. No. Allora, vediamo un attimo. Esatto, la statua che stavo dicendo prima. No, ma di base come comportamento, cioè non... Ma il problema che pongo sempre io è, io non farei la colpa a lui, cioè non darei la colpa a lui del tutto. Il problema sta nelle persone che l'hanno supportato sia con le visualizzazioni che con le donazioni che con tutto quello che questa persona ha guadagnato e che si è sentito a questo punto in dovere di fare. Troppo se c'è richiesta da parte del mercato di cose del genere e lui è stato, tra virgolette, furbo nel trovare questa falla nel sistema, trovare il modo di guadagnare e vivere la sua vita in questi giorni, questi mesi, in queste settimane, in questo modo. Rischi di farti 15 anni di carcere in Corea. Non so se ti è proprio convenuto fare sta cosa qua. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, l'importante è che impara ad assumersi le sue responsabilità. Quello sempre. Poi non ci lamentiamo se escono giochi come Dragon Age. Vabbè. Quella è tutta una cosa collegata, capito? Perciò dovete comprare Balatro, tutti. Finanziamo Balatro. Ah, Smolder ci sei ancora? Penso di sì perché non vedo numeri che stanno scendendo. Speriamo che in questi giorni un pochino vi siamo mancati Ah, almeno. così. Oddio, santissimo. No, Pippo Baudo. Io dove vado? Che faccio? No, corri, Cessor. Oddio, è morto il macellaio. Morto il macellaio. Aspetta, c'erano i lavori. Recupera. Suca. No. Porta rotta. Suca. Io non so dove sto andando. Fermati. Merda. No, e questa è sfiga, però. Ora, meno male. C'è un posto dove mi posso mettere, per piacere? Suca. Smolder, tu gioca al Fantazio. Sì. Giocate tutti a Re Gioca Fantasio. al Fantazio e poi facci sapere cosa ne pensi del messaggio che cerca di lanciare il gioco. E poi mi dici se è più inclusivo un titolo come Dragon Age o quello che vedi nel Fantazio. Una semplice domanda. Allora, a questo punto noi dobbiamo prima provare ad andare di qua. Io devo salvare. Oh no, è arrivata lei e ha fatto cazzi. No. Signor Walker. Sì, dammi la chiave, dov'è? Deve andare avanti. Ma io sarò sempre Proatus già dalla demo. Lo asfalta in tutto. E No, c'ha non hai la minima no. idea. No. Ma poi non hai idea quando lo finisci. No, che poi fa Re Fantasio. No. Io sarei ben felice se vincesse il gioco dell'anno perché se lo merita, sinceramente. Magari. Io sarei contento Re Fantasio Wukong. Mi farebbe molto piacere. Allora, abbiamo trovato la chiave. C'è anche il punto di salvataggio. E noi lo Quindi, usiamo. so che qua la situazione si sta mettendo un attimino così. Dobbiamo comunque vedere di comprare un altro spray per sicurezza. Allora, noi dovremmo semplicemente andare destra.
su, tutto a destra. Facile. Che ci vuole? Sempre a destra. Sempre a destra. Rivio. Allora, io non corro che sennò viene Rivio. la signorina. E viene qua, io non so dove nascondere. C'è un punto durante il gioco, quello che abbiamo fatto l'ultima volta in quel momento importante, mettiamola così. C'è un messaggio a favore dell'umanità che, cioè, minchia, secondo me sarebbe da mostrare nelle scuole. Ok, almeno ce ne andiamo di qua. 나가는 길이야. Eh, 그런데 하필 sì. 사진이잖아. 날카로운 것들이 아래 깔려 있어. 절대 떨어지면 안 돼. Oh no, no, no. No, no, professoressa. Professoressa, vai da Sir. Quella sta tutta ingrifata perché non c'è tizio. Quindi mo. Ecco, No, sì. più che altro serra un albergo. Vai nell'albergo. Figa, ci ho beccato. Cazzo. E mo? Oh, Vaffanculo. godo. Vaffanculo. Godo. Prendi un danno permanente. Capiamo. Diminuisce la vita. Ho ma capito, no. aspetta, ho capito, aspetta. Perché dobbiamo Che è successo? tornare indietro. No, che cosa hai Così capito? come all'uscita della stazione di polizia, noi Sì. avevamo fatto il teaser e l'abbiamo fermata con la mano. Sì. Dobbiamo fare adesso l'oggetto, ci serve il banco da lavoro. Ok. E il banco da lavoro è lì. Quindi dobbiamo. Quindi giustamente se quando completi un capitolo non hai completato anche la secondaria, hai un malus permanente sull'energia. Cattivo gioco. Quindi dobbiamo andare di qua. Cattivo gioco. Cattivo gioco. Io ero convinto che a questo punto andasse fatto tornando nella stazione di polizia. Finché non provo, non posso sapere. Meno male che avevamo salvato, se no erano Eh? Kaizen. Kaizen, sì, sì, sì. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare di qua giù, sinistra. Suca. Dobbiamo andare qui. Andiamo di qua. Nel mentre, Sir, c'è qualche novità nel tuo hotel di lusso? Qualche arrivo interessante? Lady, per esempio. Morgan Freeman. Io comunque ho deciso nei prossimi giorni Vai, metto perché- la soundtrack delle fight del Fantazio Sì. come suoneria per te. Oh, sì. Che ormai è il periodo del presidente. Quando faremo Persona 5 lo Presidente facciamo torna. tornare. Presidente torna. E nel 5 tanto ci sta, penso, no? Sì. Va sempre lui, credo, la cosa. Allora, il banco da lavoro dovrebbe essere qui. Dov'è questo banco da lavoro? Questo? No. Signore, c'ho tutti gli oggetti. Dove lo faccio? Hardware Store. Ok. Quindi è quello là giù. Sì. Quindi di qua. Suca. Questo qua, guarda dov'era. Sì, Grodol. Che io sia dannato. Che tu sia grodolato. Ok. E adesso abbiamo. No, let's do this. Che ci serve ancora tempo. Ma. Oh no, no, no. Pippo, Pippo, Pippo. Inizia dall'inizio. Non dire non li puoi più fare. Perché poi uno ci resta male. Ok. 1, 2. Almeno così. Noi cerchiamo sempre di non farci togliere energia in nessun modo. Però se a questo punto penso valga pure per ottenere il finale migliore a questo punto. Ok, adesso dobbiamo andare solo dalla signorina.
Poi Atlus, se ci vuoi tiserare almeno, far sentire l'odore di persona sei noi, Una puntina. ma giusto capire perché Buttare un occhio. tua sorella Benedetta e anche tua sorella Cristina. Tu dici giustamente la stessa cosa. Sì, sì. C'è un distributore qua, vediamo se c'ha una benda. Naturalmente non ha la benda, però c'è lo spruzzino. Serve benda. Serve benda, brutta benda. Brutta situazione. Quindi se noi adesso andiamo qui, noi saliamo le scale e non dovremmo avere danni. Vediamo. 나가는 길이야. Occhio che magari c'è qualche quick time event o qualcosa. 날카로운 것들이 아래 깔려 있어. Allora, noi attraversiamo di nuovo. Manco Stupida ragazzina, vieni qui. Ah, siamo anche in orario, a posto. Ecco qua. Ne abbiamo messo queste voci qua. No? 너무 빨라. 도망칠 수가 없어. Non ci ha preso, No, però cadi lo è stesso. caduto, ok, perché l'abbiamo rallentata, come avevi detto anche tu prima. Ok. 이번엔 Ottimo. Quindi le secondarie vanno completate obbligatoriamente nello stesso posto, ok. Allora. No, lei avrà avuto qualche problema. Non risponde al telefono. Brodolo. Quindi torniamo nel garage della stazione di polizia. Ma di fatto non vedo l'ora di tornare col Fantazio in questi giorni. Lo zio. Devi avere molto godimento, lo zio, ancora. Molto godimento. Dimmi che c'è una benda per piacere. No, ma c'è il Fantazio. La cosa che più mi manca del Giappone. No, vabbè, una cosa dei driver che non riesce a No, scaricarsi. tanto se vabbè. vedi che faccio così è perché non riesco a leggere. Ah, non ok, perché che cosa ok. vuol dire questa cosa pazzesca? Allora, questa la prendo. Questa è identica a quella là che c'ho io da qualche parte. Era quella che prendevo sempre in Giappone. Il caffè in No, era la versione caffè e latte. Ok. Io in qualunque distributore passavo e la vedevo, Ma prendevo e me la... Sì, sì, sì. capisco perché i soldi Sì. finiscono in fretta in Giappone. Sì. E i distributori davvero stanno ogni 5 minuti, quindi... 5 minuti è troppo, oddio, ogni 5 metri. No, no, tu proprio cammini 5 minuti, te ne trovi uno. Poi giri, te ne trovi un altro. Poi giri, te ne trovi un altro. Poi giri, te ne trovi un altro. Diciamo puoi distribuire assai. Sì, sì. Possiamo farne uno Infatti l'unica cosa che non è scelte perché dove stavi... Poi se entri nei negozi comunque ti danno sempre l'acqua, quindi... Anzi, loro sono proprio fieri di questa cosa, cioè loro ci tengono a dare l'acqua ai turisti, o a chiunque la chieda. Allora, aspetta, mo c'ho in testa la mappa di prima, mo mi devo un attimino regolare di qua. Noi siamo al piano di sopra, noi dobbiamo andare nella security, quindi destra. Anche se forse il passaggio lì potrebbe essere bloccato, altrimenti le scale a sinistra nella cella A. Ok. Questa qua. C'era il passaggio. Quello pure mo ricominciamo un attimino a portarlo, quello là. Facciamo un po' di crossover come l'ultima volta. Anzi, lanciamo l'annuncio pubblicamente. Annuncio ufficiale. Chiunque vuole giocare con noi Outlast Trials, se ce l'avete o avete intenzione di prenderlo, venite, vi carriamo noi e vi facciamo salire di livello. Ah, se ti interessa, io ho comprato Phasmophobia con DJ. A posto. Quindi se si può giocare. Io ce l'ho dal day one, l'ho aperto 2 volte. Non so se c'è il cross platform, però dobbiamo vedere questo. Mi sembra che c'era, non mi vorrei sbagliare. Che se no al limite lo prendo sulla play e facciamo prima. Perché io qui c'è il cross play. No. Tu puoi trovare modo. Possiamo rubare PC. Allora, a te t'abbiamo curata. Mo, noi siamo da 1 ora e mezza qua, no? Solo per arrivare a questo. Mo adesso come ce ne andiamo da questo mondo? In qualche modo. Ya, sol. Dai, buttalo. Ah no, poi per rispondere pure a Pierluigi, tu hai sentito
come lui già praticamente per un periodo si era nascosto perché avevano fatto partire proprio una caccia all'uomo. Quindi chiunque lo trovava in strada poteva menarlo, proprio nel vero senso della parola. Lui fece questa live, aveva solo come sfondo un muro bianco, non c'era niente, niente, niente che potesse far capire dove fosse, niente. Hanno visto in un angolino lo scatolo di un cartone di pizza che lui si era preso. Hanno zoomato e hanno fatto cose per cercare di mettere a fuoco l'immagine. Hanno trovato sto luogo dov'è, ma neanche 1 o 2 giorni e subito l'hanno beccato di nuovo. E lui che continuava a fare live dicendo: Trovatemi, trovatemi. Se ci Voglio riuscite. proprio vedere se riuscite a trovarmi. Il Porca la One Piece. miseria, porca la miseria, sei stato trovato, quindi. Quindi mi stai dicendo che se Goldie Roger avesse fatto questo annuncio in Giappone, dove c'è in Corea, dove? In Giappone, In Corea, in sì. Corea, 2 giorni l'avrebbero Sì. trovato. Ho capito. One Piece durava un mese, punto. Proprio esagerando, dai. Ok, vabbè. Incredibile. Ah, mo dopo mi devo andare a vedere anche sta cosa di One Piece per capire che sta succedendo. Perché se non so in Allora, pausa si è perché... fermato l'anime e sta andando in onda la parte di saga ambientata sotto il mare, nel reame degli uomini pesce. È vecchio. Però è fatta, sì, è vecchia, però è stata rifatta, quindi è stata un pochino migliorata. Che all'epoca forse fu fatta un pochino troppo velocemente e c'era qualche macchiettina di troppo, mettiamola così. Quindi, visto che serve il tempo per le nuove puntate, hanno fatto ripartire un attimino le repliche dalla saga degli uomini pesce, però c'è un altro aspetto grafico, non è un remake. Quello che c'era un pochino, sì, una remastered, dai, mettiamola così. Alcuni dicono remake, pur di però fargli fare qualcosa e hanno ho fatto letto che c'è chi la mette al paragone di un remake e chi la mette al paragone di una remastered. Io non ho visto, quindi non so Non dire, so però io. leggevo oggi che molti si stanno lamentando perché Rufy ha un aspetto, hanno cambiato qualcosa nel sorriso, qualcosa così e sembra alquanto inquietante. A me Perché Gear sinceramente, 5 non è inquietante, a me invece. sinceramente, Gear 5 è pura No, libertà, è bellissimo, in qualunque bellissimo. forma lo fai, Una va cosa proprio bene, va buonissima, bene, con gli occhi rossi e il sorriso da Satana, va bellissimo. bene. Vabbè, ultra estivo. Allora, facendo le proporzioni è come se io prendessi in giro le poveracce che vengono marocchinate durante la seconda guerra Esatto, mondiale. Diciamo, ma ci sta, tipo ma così. ci sta, ma io... Allora, volete sapere una figura di merda che ho fatto in Giappone? No, quando hai insultato l'imperatore No, Ming. no. Eh, due amici nostri trovarono, c'era sto localino in un sottoscala. Ragazzi, una parete intera, proprio grossa, tutte le possibili varietà di whisky esistenti al mondo. Ok, C'è di tutto, ragazzi. bellissimo. C'erano 8000 bottiglie là dentro. Ci sediamo, un menù No, che non finiva più allucinante. e prendemmo sto bicchierino. Sì, goliardico. Secondo te, dopo una settimana in Giappone, perché erano passati 7 giorni, quindi non è che dici sei arrivato mo, non lo No, sai. quindi verso la fine. E ti dicono, quando vai in Giappone c'è da fare il brindisi, non dire cin cin. Mm. Ora, secondo te, Campai. esatto, chi Cin è cin. che dopo una settimana nel locale con il barista che, non dico Yakuza 1, ma Yakuza 0, cioè poteva fare quello. Chi è che alza la voce e va a dire cin Sì, cin sì. con quello là che mi guardava poi storto? Tu, Ma come hai brutto fatto a dire? coglione. Madonna mia. Ho detto, ecco, sono morto. Ragazzi, questo è il vostro streamer. Ecco, Vicoletto nascosto. No, non esco terribile, più. terribile. Andiamo pure a te, vai in Oh campo no, pure. no, no. Come? Incontriamoci con i nostri colleghi all'ospedale demoniaco Tra adesso. l'altro c'è un problema. Solo uno. Ci si può. Come vuole Che fare? prendiamo? A 167? Come... La metropolitana. Ma
non serve il cazzo. Ma tu non stai bene. Ma chi torna nella scuola? Ma non ha senso. Ma ma Se tu stai tutto a quel scherzando? punto, passa i tornelli. Ecco. Mm, Ok. ok. Allora, sono dei consumabili. Possiamo trovarne altri. Ecco quelle mani con tutte le cassette. Oh no. Oh no. Quasi che bordel. Francescone, dovunque tu sia, tu devi morire. E ce n'è pure una. Se questi nel secondo hanno fatto così, e il terzo mi è parso di capire che sta piacendo. Quindi vuol dire che è questo ancora di più. C'è parecchio. Ammazzare Francesco, porca miseria. Per lui, per me si tratta semplicemente di rispetto, ma proprio alla base. Se io vado a casa di qualcuno che non è casa mia e io ho le mie abitudini, ho i miei modi, ho le mie cose, non è che... Allora, professoressa, però sto parlando con Anche lei è Pierluigi. il re Fantazio. Ho capito. E Tu non mi sembra il tu caso. non puoi entrare, c'è l'altra Se tipa. le caccio il fiammifero, Quella, secondo me... Arrivederci. quella ti guarda. Io non è che posso poi andare in un altro paese, in un'altra nazione, ma pure in un'altra città. Andare a casa di qualcun altro o in luoghi che io non frequento normalmente. Non è che tu dici ti sei soffiato il naso, ok, anche in Giappone soffiarsi il naso in pubblico non è visto bene, come se cagassi proprio in pubblico. Però ti capiscono, ti comprendono, vedono che sei uno straniero, possono capire che non conosci come sono abituati loro lì. Ma se tu vai in un'altra nazione e ti metti a fare delle cazzate, perché quelle che sono state fatte sono unicamente delle cazzate, e ho capito, Tu vai cercando, frate. capito, che cioè, non è che ti puoi mettere. Allora, tu non ti puoi mettere qua fissa che io devo passare, io devo andare a scuola, voglio andare nel suo territorio e non mi fa andare. No. Allora. No, scusami. Porcaccia la miseria. Scusami, ma perché dovrebbe Allora, farti aspetta. entrare? No, io lo devo fare. Aspetta. No. Non se ne fotte proprio. Ma vai, uccidimi a questo punto. Vai, vai, sì, sì, sì. Doppio Cilto. Niente. Detto ci provo, magari. Visto che vedo il fiammifero. Ecco. Minchia funzionava. Allora. Io non voglio neanche consumare lo spray. Allora, il problema è che se pure volessi evitarla facendo il giro da qua, dobbiamo fare il giro lunghissimo. No, così dobbiamo schivarla e passarle dietro e continuare a correre dall'altro lato. Mo' lo stronzone sarà a scuola. Ehi, amico. Lui è il noteman. Che dico? È lui. Ci sta pure sempre là a segnare, quindi... Allora, visto che l'abbiamo superata. Allora, Un cognac 3310. salve. Io vorrei anche tornare a scuola, eh. Che cos'è? Ah, il Ah, portale. ok, ok. Che palle però, mamma mia. General Cosa Store della poteva... Police Ok. Station. Quindi giù, quindi noi dobbiamo entrare, non le scale, non la porta del bagno. Scalette queste qua. Giù, generatore. E poi dobbiamo capire il pertugio dov'è. Recuperiamo tutta la stamina.
Ah sì, aspetta. Vai. La porta è là, ma si scendeva da qua perché era rotto. Di qua e di qua. Ok. Beh, il tutorial per i fiammiferi. Criminal Investigation Room, ok. Luca. Allora, Investigation Room. Criminal Investigation. Ah, Quindi ormai so saliamo quando. su. Tutto a destra, le scale in fondo perché il muro là è bloccato. E poi a sinistra. Ok. Allora. Quindi noi andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo di qua. Sempre con calma, con tranquillità. Sì, nel chillon. Ah, c'hai 19 fiammiferi comunque, sono un bel po'. Vai così. Anche perché visto che io già avevo pensato di prenderlo per giocarmelo io, Mm. perché ci giocavo sul Super Nintendo. A questo punto penso che lo prendo e lo facciamo in live perché secondo me a te ti può piacere. La riedizione di Clock Tower. Ah, me ne avevi parlato di sto gioco. Vediamo. Non conosco, quindi sono aperto Allora, sempre a conoscere nuovi The giochi. Purge is here. Però c'è un plot twist. Una cosa di trama a questo punto. Mm. Se a loro due, quindi lei come comune mortale che è entrata qua dentro e Sì, lei come membra vabbè. principale dei ladri fantasma, Bravo, vai. hanno bisogno di questa crema per viaggiare in questi Sì. portali. Come facevamo noi nel primo ad andare avanti e indietro così? Noi li usavamo spesso e volentieri, se ti Questo però ricordi. aveva specificato una cosa prima, aveva detto spalmane un po' sul buco, ha detto pure qualcosa tipo repelle le Però non ne abbiamo mai avuto bisogno. effettivamente no. Non ti Oddio, so dove dire, stiamo dovremmo. andando? No, Francesco diceva non si ricordava un cazzo, quindi manca a lui possiamo. Quando mai si ricorda qualcosa, Francesco? Dice solo non mi ricordo il no. No, un sacco di volte. E godo. Godo. Soprattutto quando noi stiamo male, a quanto Se pare. uno perde, godo. Vabbè. Allora, adesso. Adesso. Noi dove dobbiamo andare? Chi è mo? A chance. Il maestro nuovo che si Mm. era visto all'inizio. Tu puzzi. C'ha proprio lo sguardo di quello che ti fotte. Ma non è la faccia da pedofilo, però. Non è quel design. Mm. Professore, scusate, non mi sembra il momento di parlare degli studi. Cioè, con tutto bene, però. Ok. Ok, sta pure lui all'ospedale. Quindi fa parte anche lui del gruppo. Probabilmente sì. Ok. Salve. Questa è la ragazza, quella del primo. Potrebbe essere. Guarda che io ho i fiammiferi, eh. Sì, sì. Allora. Dai che ci serve quella scheda. Va bene, che ti serve? Not that guy anatomy. Mm. Quindi stavo guardando Pipo. Scrutava Pacco. Pure lei giustamente sta dicendo cosa vuole Stai questa? un'occhiata un po' al Pipo. È per vedere Pipo, Medical Center o biologia.
L'anatomia non c'è. Allora, di qua no, aspetta, vedete di qua? No, questa è l'altra mappa. No, sembra che ci sia solo questa zona E qua. allora... No, allora forse biologia. Però biologia vedo le Allora, provette, capì? Non... è O il Medical sbaglio? Center. Medical Medical Center. Center. Sì, Allora, quindi noi dovremmo vai. uscire da qua. Innanzitutto si salva perché Sì, perché poi il loophole. Non funziona. quando il loophole... Ma hai mai visto tu un loophole in prima Sì, persona? noi dobbiamo andare semplicemente a sinistra e scendere le scale 3 volte. Vai, butta dentro queste scale, dai. Penso che la professoressa sia qui perché ha rotto i coglioni fuori 3 ore e mo ritorna. C'è Marcone. E non possiamo scendere le Vedi, tu scale, vuoi giustamente. troppo. E se volessimo provare ad andare nell'altro lato... Vaffanculo. No, questa era una zona sicura. Hanno preso pure il possesso di questa parte qua, quindi no. Sotto sopra sei tu? Fuga. Questo punto da giù. E a questo punto noi non ci possiamo andare, forse. A meno che non ci fa scendere da qua, aspetta. Dalla scala centrale. No, Pippo Baudo. Vai via. Allora, sei una brutta entità. Dovevamo allontanarci un po' e poi attivarlo. Vabbè, per ora ce l'abbiamo. Non ci abbiamo il codice. Tieni l'asso, tieni l'asso, tieni l'asso. No, no. Ho perso. Ma non si vede l'asso, è normale. Io entro in tutte le stanze perché comunque a questo punto, se c'è qualche oggettino, qualcosa, a noi non ci fa schifo. Ah, aspetta. A questo punto io accendo qua. Va bene. Va Dobbiamo farlo in bene. qualche modo. Lo dico. Allora aspetta, faccio così. Questo è buono da sapere che c'è qua. Però potevi togliermi almeno le mani, eh. È molto birichino, Sì, va bene. un po' scorretto. Andiamo qua dentro invece. Di moneta. Pagina, ok. Macchina aspira. Ah, mira. Questi sono tutti i diari di Sumi. Sumi che ricordiamo dagli altri pezzi che abbiamo trovato, che comunque pure gli rompevano i coglioni per tutto il resto della storia. Poi uno non è che dici ti rompono i coglioni, evoca Satana e appare tutte cose. No, assolutamente no. Cosa sangra la miseria. Diciamo, è sempre consigliabile evitare di evocare Satana. Se si può. Se è possibile. Lui deve solo sperare che io non lo veda. Oh, aspetta. Ma non c'ho più la torcia? Ok, i codici. Ok, come nel primo che trovavamo il foglio con le Sì. password. Ok. Vabbè. Salve. Effettivamente hai ragione, vedi la torcia? Non me la sta facendo usare più. Non credo debba premere Che qualcosa sta in nello zaino. particolare. Mo' difatti vado a controllare un attimo. Allora, ok, almeno c'è uno di questi. Allora, zaino. Perché è strano che non c'è proprio più. Ma non ricordo io il pulsante, ma cioè, questi sono. Ah, ok, X. X. Ok. No, che più che altro ci ciuccia tutti No, pensavo i fosse... fiammiferi, un po' capì? scorretto. Cioè, che Aspetta. passa da qua fuori, mi sa, dai. Io devo andare a sinistra. Io spengo pure la luce, così vedo più tranquilli. Vado giù. Allora, entriamo prima qua.
questa non era calcolata, neanche questa. Luca. Ma a questo punto salve. Ok. Fai presto che c'è Giovanna qua fuori. Allora, questo adesso crea un attimo un problema. Ci serve la chiave. Parlava degli insegnanti, quindi nel Teachers Lounge. Sì. Potrebbe essere là la chiave, quindi dobbiamo salire sopra. Ok. Tanto questo qua. Ok, vabbè. Anche perché giustamente in città si stava iniziando a diffondere un pochino il Re Fantazio. Re Fantazio e quindi problema. Qua fuori. Quindi dobbiamo andare semplicemente sinistra su, anche se io una controllatina all'ufficio della guardietta di sicurezza. No, sopra no. No, no, no. Allora, è vero che noi non veniamo qui da tempo immemore, però io credo che qui dietro ci sia un problema. E il problema è anche bello grosso, aggiungere. Allora, veniamo di nuovo qua. Allora, a sinistra. Che a questo punto è biologia, eppure chiusa la stanza e devi fare uno step in più per sbloccare la porta, quindi qua ci vuole la chiave. Con calma. Dovrebbe essere il prossimo a destra. Oh no, aspetta, abbiamo fatto uno step prima. Allora, è in una delle classi. Qui qua abbiamo trovato i codici per le varie stanze. Dobbiamo tornare sopra. Allora, aspetta, spegni luce perché così. Sopra. Sinistra o destra? Vai a sentimento. Destra. Ok. Allora, iniziamo da qua. T'ho visto proprio alla fine. Allora, di qua non c'è niente. Ok, e noi siamo nella 3-3. C'era un'altra là a terra, ma non si è mossa proprio. Di qua è la stanza dove siamo stati adesso. Questa non me l'ha fatta aprire, non so perché. Forse da qui? Ok. Che va bene. Va molto bene. Io farei anche così. Tua sorella, quella svergognata. Però ricordiamoci 3-2. Che caso mai proprio ci prende e lo perdiamo, sappiamo dov'è. Speriamo di ricordarlo. Oh, spegni sta cosa. Spegni anche questa. Ah, ok, comunque si ferma il fiammifero, non dobbiamo tenerlo tutto il tempo.
sono entrato di nuovo in quella perché io sono uscito dalla porta che ho sbloccato adesso. Allora, stessa cosa, quindi prima la porta a destra. Questo punto no. C'è un altro di questi cosi. Questi sono gli oggetti per il finale completo. Sì. Questo è il terzo. Dovremmo averne presi la maggior parte, voglio sperare. A questo punto la zona a sinistra. Vai, scattino. No. Oh no. Oh no, perché fai così? Ce li ho i codici, li ho presi. Tu- Ok, c'è qualcosa che non torna. Queste non me le fa aprire. Forse della 3.6 ce l'ho il codice? No, la 3.6 è addirittura sbarrata il più possibile. Allora. No, quindi è qualcosa nelle tre stanze dove siamo stati adesso. 3, 4 e 3, 5 non li abbiamo proprio i codici. E che cazzo ci siamo persi là dentro? Mm. Study room a questo punto non credo, no, è per forza qualcosa lì dentro. Allora, qui niente. Qui non c'è niente. Trova il posto dove è conosciuto da Yun. Allora, qualcuno ci dà un suggerimento? Va bene. È in una delle prime tre classi là, ma non c'ho la chiave, non c'ho i codici, non c'è un cazzo in parole povere. Giù nella sala degli insegnanti, niente. Mm. Aspetta, comunque adesso. Ecco qua. Allora, noi salviamo così. Stacchiamo e poi lo continuiamo nei prossimi giorni. Ci siamo tolti una bella fetta da mezzo. E mo vediamo in questi giorni di continuarlo. Quindi, ragazzi, buonanotte a Buonanotte a tutti. tutti. Grazie che siete tornati a trovarci. Mo riprendiamo in settimana per bene. E si va. E tante nuove sorprese, chi lo sa. Mettiamo di nuovo Sir perché ha fatto stasera il pazzoide. Grazie mille, È Sir. partita una Sempre il crociata pezzo di del me. Sir. Buonanotte Buonanotte Pierluigi, buonanotte Pierluigi. Sir, Smolder e tutti ragazzi. A domani. Buonanotte. Buonanotte.